Primo giorno di scuola per i ragazzi dell'ITIS Galilei di Conegliano sarà una giornata diversa. Insieme a genitori e insegnanti scenderanno in strada e bloccheranno la Ponte Bana per protestare contro le condizioni in cui versa la scuola. Salvataggio in extremis a Borso del Grappa, un 62enne e il suo cane recuperati dai vigili del fuoco dopo essere scivolati in un burrone vivi per miracolo. Blitz della polizia locale al Parco Ducale in via Bernini a Treviso, trovati in narghilè e marijuana 4 minorenni nei guai. Lunedì sera alle 21:15, puntata da non perdere a Ring, ospite il governatore Luca Zaia per parlare delle sfide del Veneto nei prossimi mesi a partire dal braccio di ferro con il nuovo governo sull'autonomia. Strage di volatili sulla Pedemontana dove sono stati installati pannelli fonoassorbenti. Nel pomeriggio a Riese X sit-in della Lippo e di altre associazioni per chiedere che vengano sistemate le sagome anticollisione. A Zero Banco la festa per i 70 anni della sezione degli Alpini, l'unico comune in Italia con un quartiere dedicato alle penne nere. Amo la terra veneta Miss Italia 2019, Carolina Stramare, lombarda ma con un nonno nato a Valdobbiadene. Il sindaco del comune trevigiano la invita in paese per riscoprire le sue origini. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito, l'11 settembre, primo giorno di scuola per gli studenti della Marca, ma per i ragazzi dell'ITIS Galilei di Conegliano sarà una giornata diversa. Insieme a genitori, insegnanti e personale ATA scenderanno in strada e bloccheranno la Ponte Bana in segno di protesta per le condizioni in cui versa la scuola. Faremo un brevissimo corteo lungo la via Alessandro Volta e andremo ad occupare la statale Ponte Bana, mezza carreggiata. Studenti, genitori, professori e personale ATA dell'ITIS Galilei di Conegliano mercoledì 11 settembre, primo giorno di scuola, scenderanno in strada per protestare contro lo stato in cui versa l'istituto. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia, secondo noi, doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. Quello che noi chiediamo è la sicurezza dei nostri ragazzi a partire dall'11 settembre. Qualcosa è stato fatto, spiegano le famiglie, ma non è abbastanza. Con dei lavori necessari e promessi dalla provincia parzialmente portati a termine, infatti il dirigente si trova costretto a chiudere due aule che sono l'aula di disegno e l'aula di fisica proprio perché ritenute non sicure. A questo si aggiunge l'interdizione del corpo centrale dal giugno 2018 quando un guasto al boiler causò l'allagamento della scuola con conseguenti danni al solaio. La chiusura non solo ha costretto a spostare aule e uffici altrove ma ha creato anche disagi nell'organizzazione. Era l'accesso principale ed agevole soprattutto perché è molto ampio. Ora i ragazzi e tutto il personale deve entrare in un accesso secondario e il dirigente si è trovato costretto a sfalsare gli orari di uscita per non far assembrare troppe persone nello stesso momento. Ma questo non è stato l'unico crollo registrato all'ITIS Galilei. A fine maggio è proprio accaduto questo, cioè una parte di calcinaccio in un passaggio dal cortile alle aule è caduta e solo un caso, solo la fortuna ha voluto che nessuno passasse in quel momento, però se dobbiamo attendere che succeda qualcosa non lo so. Quest'ultimo crollo è stato ripristinato in tempi brevi, ma facendo un giro tra corridoi, aule e laboratori ci si rende conto della situazione. Crepe, infiltrazioni, pezzi di calcinacci che si staccano. I genitori ieri sera si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di scendere in strada. Abbiamo intercettato i fondi, abbiamo fatto una variazione di bilancio, stiamo correndo come non mai per gli interventi di adeguamento all'ITIS Galilei. Chiedo alle famiglie e studenti di pazientare ancora un po', così il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcone, che abbiamo raggiunto telefonicamente, replica alle preoccupazioni dei genitori partendo proprio dalla messa in sicurezza del corpo centrale, ora interdetto. La provincia ha messo in pista degli interventi d'urgenza che vedranno il Galileo Galilei essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a partire, insomma, mi dicono che il bando di gara è in corso e ci vorranno ancora 3 settimane. Consentiranno di mettere in sicurezza anche la struttura. Oggi è chiusa perché quell'allagamento lì ha evidenziato delle carenze strutturali
entro la fine dell'anno saranno risolte le carenze strutturali, poi bisogna fare le opere di rimessa in pristino, di pavimenti, intonnici, quelle cose lì sui quali stiamo lavorando e verosimilmente io credo che l'ala sarà agibile per il mese di febbraio. Prendiamoci un po' di tempo in più. Abbiamo intercettato fondi per circa 6 milioni per l'ampliamento e l'adeguamento sismico del Galileo Galilei, tutte cose di cui il dirigente scolastico è edotto in virtù di un incontro che abbiamo fatto prima delle ferie, così come ne avevo fatto uno con i genitori. Posso capire che le aspettative fossero che la cosa rientrasse in tempi più brevi, ma purtroppo così funziona con la burocrazia. Abbiamo delle procedure da rispettare e le stiamo rispettando. Ai genitori e agli studenti dico attenzione, non è una situazione tra le migliori, ma è comunque in sicurezza e così è certificato dai nostri tecnici. Dico di pazientare ancora un po', non abbiamo chiuso alcuna scuola in provincia di Treviso indipendentemente dal fatto che non vi fossero le risorse necessarie. Oggi questo è il picco in negativo di quella riforma che vede interessate le province, che ha visto interessate le province. Ed ora andiamo invece a Spresiano, dove il sindaco della Pietra ha deciso che il comune pagherà l'asilo a tutti i residenti, una spesa importante per le casse cittadine che il primo cittadino ha giustificato così. Io credo che non sono l'unico a dirlo, ma sono i bambini che sono il nostro futuro. Credo che sia anche una fascia molto debole e molto poco considerata. Parte da questa considerazione la scelta di Spresiano di pagare la retta dell'asilo a tutti i bambini residenti nel territorio comunale, una cifra importante per il bilancio municipale. Circa 600.000 euro all'anno tra le scuole dell'infanzia e i nidi, perché ci sono anche i contributi ai nidi che sono comunque della metà dell'importo della retta. Si parla di circa 2.100 euro l'anno per ogni bambino o bambina che frequenta le strutture sia di Spresiano che di Viesnadello e Lovadina, poco meno di 300 infanti di tutte le nazionalità per un provvedimento che punta ad annullare il divario culturale che si presenta all'inizio della scuola elementare. Spesso abbiamo bambini che arrivano alle scuole elementari senza un percorso formativo e quindi abbiamo un rallentamento anche da parte di chi questo percorso l'ha fatto. In secondo luogo per un aiuto alle famiglie che hanno sempre più bisogno, magari anche per un'idea di favorire la filiazione. E poi non dimentichiamo anche la situazione delle scuole dell'infanzia paritarie che non viaggiano in un periodo così florido e quindi diamo una mano anche alle scuole stesse. Insomma un'operazione economica sì, ma anche di integrazione, contando che la presenza di famiglie straniere a Spresiano da tempo ha superato quota 20%. E per chi obietta sulla spesa maggiormente dedicata ai bambini piuttosto che agli anziani, il sindaco risponde. Il centro sollievo, abbiamo il Mai Più Soli, abbiamo i soggiorni climatici, abbiamo tantissime risorse anche a favore degli anziani. Dopo il taglio dell'IRPEF, che significa per Spresiano meno 700.000 euro, questo è un altro capitolo di spesa che il sindaco giustifica con un'oculata gestione del bilancio. E per dimostrare che i soldi non sono gettati al vento, Della Pietra ha stabilito così la procedura di spesa. I genitori pagheranno le rette mensilmente e il comune, presumo in 2 tranche, una magari a gennaio e una a giugno, rimborserà le rette pagate. È molto importante la scolarizzazione, quindi il contributo ce l'hai se vai a scuola. Siamo alla cronaca, parliamo ora di una truffa, mette su un sito di vendita online oggetti di arredamento, poco dopo gli arriva la telefonata dell'acquirente disponibile a comprare, quest'ultimo gli dice quindi di recarsi ad uno sportello automatico PostPay per fare l'operazione ed incassare 1.800 euro per l'acquisto della merce. La vittima è proprio il venditore, un 29enne di Vedelago. Sì, perché in realtà l'acquirente è il truffatore, anziché versare la somma richiesta si fa accreditare i soldi, insomma al venditore rimane la merce ed ha pure pagato i 1.800 euro. Il truffatore è un 21enne di Treviso che è stato denunciato dai carabinieri. E adesso ci occupiamo di un salvataggio dei vigili del fuoco di Bassano intervenuti in una zona non così facile da raggiungere.
La chiamata di una donna ha allertato i vigili del fuoco di Bassano attorno alle 11:30, nessun incendio da spegnere stavolta, ma un salvataggio di quelli che richiedono una preparazione fisica particolare. Tutto è iniziato con una passeggiata di un uomo, un signore di Rubano, Padova, di 62 anni, che con il proprio amato cagnolino Milo si è recato in Valle Santa Felicita, nel comune di Borso del Grappa, lungo il sentiero 100 che porta a Campocroce, quando Milo, nella strada del ritorno, è caduto lungo un dirupo verticale, 15 metri sotto il sentiero principale, a causa della rottura del collare. La prima cosa che il padrone ha pensato istintivamente è stata quella di raggiungere l'amato cagnolino, riuscendoci sì, ma rimanendo anch'egli bloccato, incapace di risalire e tornare sul sentiero. Ed ecco intervenire i vigili del fuoco della caserma di Bassano, che hanno raggiunto il luogo percorrendo parte della strada bianca in fuoristrada e poi a piedi trasportando tutta l'attrezzatura. Un operatore SAF, speleo alpino fluviale, si è calato nel burrone e ha messo all'interno di una sacca a spalle Milo e solo dopo, come il 62enne ha voluto, è stato recuperato l'uomo. Blitz della polizia locale al Parco Ducale in via Bernini a Treviso, trovati narghilè e marijuana. Saranno intensificati i controlli ora nelle ore serali. Una borsa nascosta nelle vicinanze di un gazebo, all'interno strumenti per fumare marijuana. I controlli della polizia locale nella lotta contro il degrado sono scattati dopo alcune segnalazioni dei residenti. Recuperati e sequestrati 3 narghilè e bonghi in vetro, un barattolo con della polvere utilizzata per la pulizia degli stessi e un grinder contenente qualche grammo di marijuana. Nelle operazioni sono stati identificati anche 5 ragazzi, di cui 4 minorenni residenti in zona. Le indagini sono in corso per accertare il proprietario della borsa. I controlli approfonditi dai parchi cittadini, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo, fanno parte dei nuovi servizi iniziati a settembre. In alcuni casi è stata segnalata la presenza di minorenni che, al di là delle classiche serate passate all'aperto in compagnia, fanno uso di alcolici o sostanze stupefacenti. Purtroppo il ritrovamento di ieri sera conferma che il rischio esiste e pertanto i controlli verranno potenziati. Nelle prossime settimane i controlli avverranno soprattutto nelle ore serali. Lunedì sera alle 21:15, puntata da non perdere a Ring, ospiti il governatore Luca Zaia per parlare delle sfide del Veneto nei prossimi mesi, a partire dal braccio di ferro con il nuovo governo sull'autonomia, ma anche le grandi opere, la sanità, senza dimenticare la partita delle elezioni regionali 2020. Strage di volatili sulla Pedemontana, dove sono stati installati pannelli fonoassorbenti trasparenti. Nel pomeriggio sit-in della Lipo e di altre associazioni per chiedere che vengano sistemate le sagome anticollisione. Questi sono 2 esemplari, una sterpazzola e una verla piccola, recuperati oggi nel cantiere della superstrada Pedemontana Veneta, Riese più decimo, spiantatisi contro le barriere perché prive di sagome. Sono oltre una cinquantina gli uccelli che solo nel mese di agosto si sono schiantati contro i pannelli fonoassorbenti trasparenti alti 4 metri. Una strage continua, denunciano dalla Lipo provinciale. 2 sono i cantieri nel Trevigiano, a Volpago e Spineda di Riese Pio X, dove questo pomeriggio circa 80 persone hanno promosso un sit-in. La richiesta è semplice, quella di installare sui pannelli delle sagome anticollisione. Diverse le associazioni che oggi hanno voluto dare un sostegno e hanno aderito alla manifestazione. Abbiamo segnalato nei giorni scorsi la questione sia alla Polizia Provinciale, spiega Francesco Manzana, delegato della Lipo di Treviso, sia con tanto di documenti e foto alla Regione. E qualcosa in realtà si è mosso. Questa mattina, almeno su una parte delle barriere a Spineda, sono arrivate delle sagome, ma la strada da fare dice ancora tanta. Ci sono numerosi tratti della strada con pannelli senza sagome e la strage intanto continua. Ed ora parliamo di Miss Italia 2019. Ieri sera Jesolo ha proclamato la sua reginetta, è Carolina Stramare di Pavia, ma originaria di Valdobbiadene. Ma il podio di Miss Italia parla Veneto, anche grazie alla terza classificata, la padovana Sevmi Fernando, nata da genitori dello Sri Lanka. Eccole le più belle d'Italia proclamate ieri sera nella finalissima di Jesolo del concorso di bellezza che compie 80 anni e che parla anche un po' veneto. Al centro Miss Italia 2019, Carolina Stramare, 20enne di Vigevano, anche se il suo cognome riporta alla marca trevigiana. Il nonno infatti ha vissuto a Valdobbiadene e qui Carolina ha ancora diversi parenti che ieri sera, dopo la vittoria, l'hanno chiamata per farle i complimenti. Io ho i nonni paterni veneti di Valdobbiadene.
Mi dispiace perché nell'ultimo periodo non sono riuscita a farmi vedere, però loro ieri sera si sono fatti sentire, quindi un saluto. Carolina, che è arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Eleganza Lombardia, ricorda con orgoglio le sue origini venete e trevigiane. Io sono nata in Liguria, però ho origini venete. Amo la terra veneta, amo il clima che si va a creare e ne è la conferma anche Jesolo. È ancora visibilmente emozionata per il titolo conquistato e sente la responsabilità di far arrivare a destinazione un messaggio chiaro. Dietro alla bellezza, dice, ci sono anche contenuti. Io credo che la bellezza non debba essere una sfortuna, assolutamente. Non dobbiamo essere accusate quasi di essere belle, perché a me è capitato tante volte che mi facessero pesare appunto questa mia estetica e io spero vivamente di dimostrarvi che c'è molto altro. Seconda classificata la siciliana Serena Petraglia, mentre sul terzo gradino del podio è salita la padovana Selmi Fernando, 20 anni, italiana di seconda generazione, visto che i suoi genitori sono originari dello Sri Lanka, ma lei è nata e cresciuta da sempre a Villanova di Campo San Piero. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi per gli attacchi razzisti sui social di cui è stata vittima. Questo terzo posto ora suona come una rivalsa nei confronti degli hater. La trovo una grandissima rivincita contro le persone che mi erano contro. Credo che giudicare le persone in base alla pelle o comunque aspetti estetici sia molto superficiale. Tutt'altro che superficiale invece Selmi, che anche grazie al supporto delle colleghe aspiranti reginette è andata avanti nonostante tutto, sempre con il sorriso sulle labbra. Mi sento davvero bene, questo concorso ti fa sentire bene, ti diverte, ti dà un'esperienza unica, soprattutto per conoscere delle ragazze che sono fantastiche. Si festeggia la vittoria di Carolina Stramare anche a Valdobbiadene, suo paese d'origine. Il sindaco fregonese la invita ufficialmente tra le colline patrimonio UNESCO alla scoperta della sua terra natale. Siamo molto felici perché insomma, quando si parla di bellezza, insomma, associarla a Valdobbiadene, a questo nostro territorio che è stato già riconosciuto bello, patrimonio, insomma, è bello, è una bella notizia che fa piacere a tutti i valdobbiadenesi che ho avuto modo di sentire questa mattina, con tanta curiosità per sapere la famiglia di origine, sapere insomma, da dove nasce questa bellezza che sentiamo anche nostra. Perché no, invitarla qui a Valdobbiadene per riportarla nei posti delle sue origini? È stata una delle prime cose a cui abbiamo pensato stamattina, a noi piacerebbe certamente invitarla, so che sarà molto impegnata, soprattutto il primo anno, però approfitto per invitarla ufficialmente, lo farò anche in altra forma, invitarla a Valdobbiadene, far vedere i suoi luoghi di origine, le sue bellezze e contaminarci di bellezza. Sfileranno come da tradizione con qualunque tempo. Sono gli alpini della sezione di Treviso chiamati domani mattina al raduno di Zero Branco. È il comune che ha un'area molto estesa dedicata agli alpini, con un villaggio alpini, con le vie alpine, vie dedicate alle divisioni alpine e alle brigate alpine. Forse molti non lo sanno, ma Zero Branco è il primo comune d'Italia ad aver intitolato un vero e proprio quartiere agli alpini. Eccole le vie dedicate a gruppi e brigate, dove domani sfileranno le penne nere di tutta la sezione di Treviso. L'occasione è legata alla fondazione del locale gruppo ANA. Zero Branco ha l'onore e il piacere di festeggiare i 70 anni di fondazione del gruppo, avvenuto il 20 marzo del 1949, per opera di pionieri alpini che furono ben lieti di adoperarsi per le penne nere. Erano gli anni del dopoguerra e in tanti erano da poco rientrati da fronti e dai campi di prigionia. Il primo pensiero fu per non dimenticare chi invece era rimasto lì, caduto sulla linea russa come in Albania o in Grecia. E questo ricordo è passato di generazione in generazione tra le penne nere, aggiungendo chi è rimasto sotto le macerie delle caserme crollate nel terremoto del Friuli o chi più semplicemente è andato avanti. Ecco perché domani sono attese migliaia di penne nere da tutti i gruppi della sezione, che va ricordato conta 10.800 iscritti. Come consuetudine si ammasseranno sul piazzale a ridosso della Noalese per poi sfilare non in centro ma per le vie di quello che considerano il loro villaggio.
raggiungeremo il monumento agli alpini in via dell'Artiglieria Alpina per consacrare la manifestazione proprio con l'alzabandiera alle 10:30. Un raduno che, come da tradizione alpina, si terrà anche sotto la pioggia. Noi sfileremo lo stesso, fieri di portare e di indossare il cappello alpino. Ed ora ci fermiamoci alla pubblicità, poi parleremo di basket ma anche delle notizie relative a Belluno e provincia. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo dunque ora di basket, mancano 3 settimane esatte all'esordio della De Longhi Treviso in Serie A, la squadra continua la preparazione mentre il mondo della palla a spicchi attende il ritorno di una piazza che ha fatto grande il basket italiano. Ragazzi, avete 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, 0 secondi, ciao. Il piglio da coach è sempre quello, d'altronde lui è il coach per eccellenza. E allora il Dan Peterson in visita in questi giorni alla mostra NBA Overtime a Treviso non si sottrae alle domande sulla Treviso Basket in procinto di esordire in A dopo 7 anni di attesa. Una tradizione qui che è stata veramente ripresa bene da Treviso Basket dopo i gravi problemi del Benetton che proprio è andato giù eccetera, vederli tornare fa piacere. Ci sono anche loro, i ragazzi della De Longhi, a guardare i cimeli e i video delle leggende NBA, ma il pensiero è tutto al 26 settembre. 3 settimane alla prima palla a 2, inizio da paura contro Milano dopo aver assaggiato già un po' di Serie A contro la Reyer in amichevole. È evidente che è un momento di rinascita, sarà durissimo, lo sappiamo bene, però dall'altra parte vogliamo anche affrontare questo campionato con il giusto entusiasmo. L'entusiasmo dell'intera Lega Basket per un ritorno atteso da anni. La storia ci dice che le piazze appassionate sono quelle che ci danno maggiore crescita, noi dobbiamo lavorare con queste piazze con l'idea di far crescere tutto il movimento. Il Treviso non c'è nulla da dire sulla storia, ma adesso mi aspetto che lavori per diventare una delle squadre di riferimento per questo campionato. Ed ora siamo alla nostra pagina dedicata a Belluno e provincia. Una sola notte di tregua e poi di nuovo a caccia di prede. I lupi la scorsa notte hanno attaccato di nuovo in Val Belluna, dove sono state azzannate mortalmente 2 pecore. Come ben si nota dalla documentazione fotografica che vi mostriamo, le bestie predate mostrano segni totalmente differenti rispetto allo stesso esemplare sbranato qualche giorno fa a Trichiana. Immagini che impongono una seria riflessione sugli esemplari di predatori che stanno scorazzando in sinistra Piave. È stato invece senza ombra di dubbio un lupo ad attaccare un gregge di pecore sempre la scorsa notte a Malga a Ciapella lungo la strada Ciamp d'Arei Capanna Bill, 2 i capi letteralmente scarnificati. Dai volontari del soccorso e aiuto sociale di Comelico Superiore arriva un progetto strutturato di assistenza sanitaria in montagna nei casi di gravi emergenze o di grandi eventi a supporto del SUEM 118. L'iniziativa presentata questa mattina a TAI di Cadore. È un progetto fulcro della catena di soccorso che nasce dal volontariato, motore della cultura delle emergenze. Si chiama PMA, acronimo di posto medico avanzato, presidio irrinunciabile per la selezione dei pazienti attraverso il triage, e nasce sulla scorta dell'esperienza maturata in occasione della tempesta Vaia e delle grandi nevicate delle passate stagioni. La presenza sul territorio vasto come il nostro e con 1000 problematiche che viviamo tutti i giorni, il valore del volontariato nel soccorso in ambulanza, ma pensiamo al soccorso alpino, ai vigili del fuoco volontario, il mondo del volontariato in sé legato al soccorso è una base importante. Non risolviamo noi, abbiamo bisogno dei sanitari, abbiamo bisogno del SUEM, però noi siamo un supporto utile. 260.000 euro per l'acquisto del materiale, quanto i volontari di SEAS Comelico Superiore hanno chiesto per la messa a punto del posto medico avanzato del Cadore alla Regione Veneto. Il posto medico avanzato fa parte del dispositivo di risposta alle grandi emergenze, agli incidenti maggiori, che
la Regione prevede per ogni provincia, quindi in questo senso è perfettamente in linea con quella che è la programmazione regionale. Un apparato da affiancare a quello quotidianamente gestito dalla centrale 118 di Pieve di Cadore, ha detto il direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza dell'ULSS Dolomiti Giovanni Cipolotti. Certo, ora più che mai è necessario strutturare la grande famiglia del volontariato e la parola d'ordine è lavorare insieme, un concetto fisiologico per poter raggiungere gli standard richiesti, e su quanto sia fondamentale l'opera del volontariato in ambito sanitario lo dimostra l'intervento di domenica scorsa per l'incidente mortale accaduto alle porte di Belluno. Il caso ha voluto che noi stessimo partendo per un servizio da Auronzo, la nostra macchina in divisa, e ci siamo trovati lì, però saper immobilizzare un arto o a dare una mano agli infermieri e medici che sono intervenuti in maniera compiuta forse vale qualcosa di più di qualcuno che non lo sa fare. Allargare il bacino d'utenza ma mantenere le procedure che garantiscono prestazioni di cura appropriate. Sono queste, secondo il direttore generale dell'ULSS Dolomiti, le questioni attorno a cui ruota il futuro del Pio XII di Misurina. La prossima settimana in Regione il tavolo con la proprietà. Il punto cruciale è di allargare il bacino di riferimento. Per il numero 1 dell'ULSS Dolomiti, Adriano Rasicaldogno, il punto dolente della vicenda Pio XII riguarda il bacino d'utenza, ma il marketing sanitario di una struttura privata, ancorché convenzionata, non può essere in capo alla Regione. Ergo, l'Opera Diocesana di Parma, che dell'Istituto di Misurina è proprietaria, deve darsi da fare per rendere visibili le evidenze terapeutiche di quell'unicum a livello europeo, almeno in tutte le regioni che si affacciano sul bacino padano, il sito più inquinato d'Europa, dove l'incidenza delle patologie respiratorie è elevata. Quella struttura, dice Rasicaldogno, si giustifica ma a certe condizioni. La procedura burocratica vigente in Veneto per l'accesso al Pio XII sembra fuori discussione. Un certo meccanismo di, come si dice, di selezione parte dalla necessità di garantire un'appropriatezza dei ricoveri e dell'erogazione delle prestazioni. Questo vale in questo caso e vale anche in tantissimi altri casi. A domanda se questa stretta alle prestazioni sia stata causata da accessi inappropriati, comunque a carico del servizio sanitario, perentoria è la risposta del direttore generale dell'ULSS Dolomiti. Mi esprimo sulle cose che so e conosco e quindi su questo proprio non intendo esprimermi in alcun modo. Vero è al contrario che la stretta alle procedure non è un'invenzione della Regione Veneto, ma figlia del decreto voluto dall'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Le procedure esistono perché in generale, ma non solo in questo caso, perché c'è una necessità di appropriatezza delle prestazioni. Poi ci può essere come sempre il giusto, il meno giusto, i casi che magari non si condividono, ma insomma la ratio è questa qua. Ed è davvero tutto da Treviso e Belluno, a me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Non si placa il maltempo, quella di domenica 8 settembre sarà un'altra giornata all'insegna della pioggia. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni spiccatamente instabili con temporali sin dal mattino. Attenzione a fenomeni localmente anche forti, specie sul bellunese, sul trevigiano, sul padovano. Entro la serata comunque migliorerà un po' dappertutto. Temperature in ulteriore calo, quasi autunnali, minime tra gli 11 e i 15 gradi, temperature massime oscillanti invece tra i 14 e i 19 gradi. Situazione identica sul Friuli Venezia Giulia, con piogge e rovesci anche forti un po' dappertutto e non si escludono anche locali grandinate. Temperature anche in questo caso in lieve calo, minime tra i 14 e i 16 gradi, massime invece tra i 16 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, perché anche qui il maltempo sarà intenso con precipitazioni diffuse e anche di moderata intensità. Attenzione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime tra i 15 e i 16 gradi circa.
Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.